Do la parola al signor Sindaco per la conclusione di questa prima parte del Consiglio Comunale che poi continuerà in sala consigliare. Buonasera a tutti. Sì, da un lato mi è facile trarre le conclusioni dopo che ho sentito i consiglieri che sono intervenuti, nel senso che mi pare che abbiamo capito tutti qual è il mandato che io ricevo dal Consiglio Comunale. Io, assieme ai capigruppo, non abbiamo fatto questa scelta di un Consiglio Comunale straordinario in piazza perché avevamo bisogno di andare sulla stampa, di apparire, di fare dei fuochi d'artificio particolari. Volevamo, in una fase del passaggio importante che è in corso in questi giorni, dare la possibilità ai cittadini di Portogruaro di ascoltare tutti i loro rappresentanti per poter dire quello che pensano e quindi per certi versi anche mettere la faccia, perché una cosa è discutere in una sede consigliare pacata con la serenità di poter dire quello che si pensa, una cosa c'è il pathos di avere di fronte dei cittadini che sono desiderosi di capire quali sono gli indirizzi che i loro rappresentanti hanno e cosa intendono fare l'ospedale di Portogruaro. Quindi il mio ringraziamento va a tutti voi che avete accettato questo invito e che non sarà l'ultimo. Se qualcuno spera che sia l'ultimo si sbaglia, così come in anticipo del mio intervento dirò che proporremo a tutti gli 11 consigli comunali di Portogruaro di ritrovarci e discutere serenamente di fronte ai loro cittadini, perché una cosa è discutere all'interno della conferenza dei sindaci, una cosa è discutere guardandosi in faccia, è diverso. Allora comincio a dare delle risposte fuori dalla scaletta che avevo, consigliere Rodriguez, e a quelli che, pochi per la verità, che hanno criticato il sindaco, non perché il sindaco non deve essere criticato, anzi deve essere criticato, e più è criticato il sindaco più ha la possibilità di sbagliare di meno. Se una persona che si sente sulle spalle l'onere di condurre e di cogliere le esigenze di una città. L'ospedale unico, seppur gli indirizzi sono della regione, lo sceglie la conferenza dei sindaci del Veneto Orientale. Io vorrei che qualcuno mettesse in discussione questa affermazione. Questa affermazione è stata fatta in Regione Veneto dal dirigente primo, dottor Mantoan, nell'ultimo incontro che i sindaci hanno fatto con la presenza del dottor Padrin, che è presidente della quinta commissione. Quindi chi dice che c'è un sindaco, quello di Portogruaro, qualcun altro sindaco che non ha avuto la forza e il coraggio di portare avanti le questioni, dice una inesattezza. La Regione Veneto ha posto sul tavolo la questione dell'ospedale unico. Questa questione dell'ospedale unico deve trovare una risposta da parte della conferenza dei sindaci o dei sindaci della comunità del portoguarese. Mettiamo su questo un punto fermo. E quando faccio questa affermazione vuol dire che dietro ci sono veramente le forze politiche, perché è vero quello che dice Geronazzo, quello che hanno detto altri consiglieri, che dietro i sindaci, ahimè, spesso ci stanno le pressioni della politica, che non è la politica di Portogruaro, è la politica che passa attraverso le regioni, non di Portogruaro. Fatto sta che noi ci siamo trovati di fronte a una situazione di grande imbarazzo, dove c'è stata, alcuni sindaci, le abbiamo detto, lo ribadiamo, perché sono stati coinvolti, se sono stati illusi di avere la sede dell'ospedale, di centro-sinistra, che sono stati titubanti in questo argomento, molto titubanti, perché qualcuno ha detto che si fa a Sasprino, qualcun altro a Noventa, qualcun altro a San Donà, qualcun altro in un'altra parte, tutti i sindaci del centro-sinistra, e questi non sono arrivati a caso.
perché questi sindaci arrivano quando hanno parte di assicurazioni o sono stati utilizzati, perché non facciamo finta di non sapere queste cose che non sono vere, perché adesso noi abbiamo un'alleanza di sindaci del centrodestra, del centrosinistra, perché l'ospedale qualcuno ha detto che si fa a San Donato, e anche questa è un'altra verità. Noi non avevamo l'unione di tutti i sindaci del Portoguarese come abbiamo oggi, escluso uno perché era presidente prima, e abbiamo visto prima il manifesto, che non so neanche se avrà la maggioranza in consiglio quando affronterà questo argomento. E allora dobbiamo essere chiari, perché è vero, e sono vere tutte quelle ragioni che ha detto Corianò e tutte le ragioni che ha detto Florean, sono vere tutte le ragioni. Come è possibile pensare, noi quando abbiamo parlato di ospedale unico a Portogruaro, ovviamente in termini rafforzati, ma vuole dire il direttore generale o il direttore o il governatore veneto che poi è possibile dare un servizio ai cittadini del Veneto orientale, dove ci sono a San Donato, l'altro giorno ero in esecutivo, ci sono, l'ha detto qualcuno anche questo, l'ospedale di Rizzola, l'ospedale di Jesolo, l'ospedale vicino di Treviso, l'ospedale vicino dell'Angelo, di Monastiere, di Motta. Pensate qualcuno che l'ospedale unico nel Portoguarese venga assimilato a Pordenone, a Udine, a Vittorio Veneto e a Zelarino? Solo qualcuno che non conosce il territorio può pensare che noi faremo un ospedale unico alla pari di Treviso, Pordenone, Udine e Venezia. E allora c'è un'altra cosa che vogliono fare, secondo me, è un'altra cosa, è che quella che stanno già facendo, e che l'ha detto la Sara Moretto, che l'ha detto i consiglieri che sono intervenuti, che se corriamo il rischio di continuare alla depauperazione dell'ospedale, tra un po' saremo costretti a subire, perché non ci saranno più i primari, non ci saranno più le professionalità, non ci saranno più le condizioni per poter vivere questa situazione. Basta! Basta! E quindi io mi sono in questi giorni preparato anch'io come tutti. Sono andato a vedere l'Istituto Santa Chiara di Pisa e lì vengono fuori chi ha la capacità di andare a leggere i dati. C'è dentro la Regione Veneto, è arrivata in ritardo, non è del 2008, è arrivata nel 2011, non ricordo male, che ha dato incarico all'Istituto di Pisa nel 2012. E lì vediamo come sono allocate le regioni in un cerchio concentrico verde, prima quello più efficiente, poi man mano il pisellino, poi man mano il giallino e poi il rosso. E lì vediamo come è collocato un consigliere Mascarin, come sono collocate le eccellenze della sanità nei comuni che hanno dato l'incarico all'Istituto Santa Chiara di Pisa di fare le analisi. Ma sono divise le analisi per settore, non così in modo generale, io credo anche molto puntuale. Quella è la riflessione che noi dobbiamo fare, non perché abbiamo sentito dire, ho mollato la scaletta, va bene, 45 ospedali nel Veneto, dopo Bramezza, 45 ospedali, di cui 25 sotto i 25.000 abitanti, o simili al comune di Portogruaro. Perché la Regione Veneto o qualcuno non ha pensato a prendere in considerazione quei 25 ospedali? Sapete, non vi li elenco tutti, ma fa ridere, perché gli ospedali sono Adria, Noventa Vicentina, Monselice, Cittadella, Vittorio Veneto, Valdangio, Feltre, ve ne elenco qualcuno, ne potrei verificare 25. Allora cerchiamo di capire perché si tocca un territorio di 22 comuni, 220.000 abitanti, 60 milioni di turisti, e qualcuno lancia questa idea dell'ospedale unico. Qui vale la pena di ragionare seriamente, ma veramente seriamente. E io credo che questa discussione di questa mattina sia vera, sia puntuale, sia precisa. E vedete che avremo delle novità, al di là di qualcuno che continua a dire, a prendermi in giro, che sono solo io che voglio l'ospedale unico e che gli altri sindaci sono indifferenti. Io non credo che sia questo.
anzi sono convinto il contrario. E purtroppo la politica, Mascherina, hai ragione tu, e i campanili ci sono e dobbiamo noi evitarli che ci sono, e dobbiamo cominciare a avvicinare i cittadini alla politica, non la politica ai cittadini, e viceversa, perché se no non abbiamo capito di cosa sta succedendo sul nostro territorio da un po' di tempo. Oggi i nostri cittadini hanno bisogno di cambiamenti, di modo nuovo di fare politica, di cominciare a investire su persone nuove, giovani, forse meno vincolate alla storia passata, che fanno fatica anche a uscirne, ma non perché sono cattivi, ma perché è difficile, e dobbiamo fare un grande salto di qualità.